Lo strazio e gli interrogativi sui soccorsi nelle parole dei genitori della bimba di 1 anno e mezzo morta soffocata da un tappo al Lido di Venezia. Saranno celebrati giovedì mattina i funerali di Daniele Coccato, il 20enne di Campolongo Maggiore che ha perso la vita in sella alla Vespa, una delle sue grandi passioni. Si è tolto la vita in carcere il 31enne rumeno che lo scorso febbraio in preda ai fumi dell'alcol aveva accoltellato il titolare bengalese di un bar in Corso del Popolo a Mestre. Un controsoffitto affrescato del Settecento del liceo Tommaseo di Venezia ceduto in un'aula del primo piano. In quel momento fortunatamente non erano presenti studenti e docenti. Il Venezia in Serie A dopo il tripudio dei tifosi ieri sera al fischio finale, oggi il corteo della squadra lungo il Canal Grande e la festa in piazza San Marco. È stato un capolavoro, una vittoria meritata con i ragazzi che non hanno mai mollato così. Mister Vanoli a fine partita emozionato e commosso. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, quindi il capolavoro del Venezia in apertura della nostra edizione veneziana non potrebbe essere altrimenti. Il tripudio del Venezia finalmente in Serie A, festeggiamenti in corso, ma ci racconta tutto con Francesca Pezzo il nostro Lorenzo Maier. Buonasera Lorenzo. Buonasera Cristian, a te e ai nostri telespettatori. Siamo in una cornice straordinaria, piazza San Marco, con una squadra straordinaria, il Venezia, e con un presidente straordinario che è qui, nostro ospite, il dottor Duncan Ederauer. Ringraziamo anche Thomas per la traduzione. Presidente Duncan, allora, un sogno che si avvera. It's a beautiful dream, right? It's the best dream of all. When you come to a city that you love and you do something like this that our team just did for the city, and you have a moment like this, nothing's better. It's in italiano devo dire. È un momento storico. If you like a city like this, if you love the city and you do something for the city, and with the team, what the team is done for the city and the fans, it's incredible. È incredibile. Incredibile. E per il prossimo anno? Next year? Io spero resto in Serie A, perché quindi siamo pronti questa volta. 3 anni fa non pronti, non pronto. Ecco. And la squadra non pronta, io non pronto, and I think questa volta siamo pronti. Presidente, mi perdoni la domanda, chiedevano di Paolo Vanoli, rimane? Io spero, io penso, contratto per 2 anni, io spero Vanoli resta in Venezia. Comunque il progetto del Venezia va avanti e va avanti bene, no? Io penso situazione adesso ok, prossimo campionato, nostra squadra 20 giocatori qui, 1, 2, 3, 4 altri 4 in più, and then basta. Ok, grazie mille Presidente. Lancerei, Cristian, se sei d'accordo, un servizio di ieri sera del grande mister. Grazie mille a lei. Un saluto da Antenna 3. Grazie. È importante, mia moglie numero 1, because 9 partite questo campionato, 9 vinciamo. Grazie. Ok? Sì. Ok? Grazie. Ok, grazie. Ciao. Sorry. Un vero capolavoro è stato quello realizzato e costruito con sacrificio e passione dal Venezia Football Club, che domenica sera ha battuto la Cremonese per 1-0, tornando così in Serie A dopo 3 anni. A decidere la finale di ritorno è stato un gol di Christian Gigg al 24esimo del primo tempo, che si conferma uomo decisivo nei playoff, premiato anche come miglior giocatore della finale. È stato un capolavoro di Paolo Vanoli e di tutti i giocatori della rosa della società, con il direttore sportivo Filippo Antonelli, impareggiabile tessitore, di tutto lo staff tecnico e dirigenziale,
e naturalmente dei 22 gol di Joel Poriamparo, che prima della partita ha ricevuto il premio Pablito Rossi come capocannoniere della Serie B. Così mister Paolo Vanoli ai nostri microfoni. Capolavoro, sì, è stato un capolavoro, dai. 1 anno e mezzo di grande lavoro, complimenti a tutti, soprattutto a questi giocatori che non hanno mai mollato, quando c'era da soffrire hanno saputo soffrire e sono stati bravi. Che emozione ha questa sera? Forte perché senti ancora i tifosi, quando entri in uno stadio così pieno, penso un po' il nostro teatro, come l'ho soprannominato io, è uno spettacolo. Una serata indimenticabile, già entrata nella storia. Quale può essere stato il momento di svolta della stagione? Ma guarda, il momento di svolta penso che il momento più... Due sono stati i momenti, uno è stato il mercato di gennaio quando ci hanno venduto Johnson e l'altro secondo me dopo Spezia. Lì siamo stati bravi a ritirare sulla testa e siamo diventati ancora più forti. Ci fa vedere la coppa e fa magari un saluto ai nostri Eccolo qua. spettatori. Ciao a tutti. Si va in Serie A! Eccoci Cristian, allora come vedi c'è un grande entusiasmo qui, i gondolieri, le bancarelle con i gadget che sono andati a rubare, le immagini di Francesca Pezzo vi stanno veramente raccontando di un'atmosfera magica. Se non hai altre domande dallo studio io farei vedere il servizio che abbiamo preparato sulla festa, saluto tutti e ti restituisco la linea. Grazie per la linea, grazie Cristian. Sono le ore 22:26 del 2 giugno 2024 quando in campo esplode la festa del Venezia Football Club. 11.500 spettatori sugli spalti, una cornice unica al mondo a tinte arancione-verdi. Al triplice fischio i migliaia si sono riversati sul terreno di gioco dello stadio Pierluigi Penzo, una pacifica, gioiosa invasione per una foto ricordo meravigliosa. Tutti in campo a festeggiare insieme ai giocatori. Dire oggi che sono felice non è sufficiente. Oggi sono molto gioioso e felice. La squadra, tutti i tifosi, tutti noi abbiamo fatto un'opera straordinaria e questo ha dimostrato che Venezia merita la Serie A. Partire dalla Serie D insomma e adesso essere in Serie A è qualcosa di unico. Abbiamo vissuto delle stagioni difficili perché ci sono state anche 2 retrocessioni, ma questi momenti difficili hanno reso questi momenti belli ancora più magici. Una serata fantastica, siamo orgogliosi di questo percorso che è iniziato l'anno scorso. Sono arrivato 2 anni fa che le cose non andavano bene qui, ci siamo imboccate le maniche e abbiamo fatto 2 anni strepitosi, pesanti, però orgogliosi di questo percorso e siamo contenti di essere arrivati fin qua e abbiamo meritato la Serie A, obiettivamente siamo contentissimi. Un trionfo anche per chi lavora dietro le quinte. Forse sono l'unico che ha fatto 25 anni di fila vedendo di tutto, dalle retrocessioni agli ultimi anni. Effettivamente questa è come quella di 3 anni fa. Forse magari inaspettata. Il prossimo anno ci vediamo in Serie A. Al prossimo anno ci vediamo per l'ennesima volta in Serie A. Stavolta pensiamo di non fare solo un giretto, ma di restarci. Grazie dunque a Lorenzo Maier e Francesca Pezzo per averci raccontato questa giornata storica per Venezia. Io vi devo però purtroppo dare un aggiornamento dell'ultima ora, proprio di questi secondi. Dalla redazione mi parlano di un gravissimo incidente sul lavoro a Galliera Veneta in via Galilei, una ditta di cisterne. Ai vigili del fuoco risultano diversi feriti, sul posto stanno confluendo diverse ambulanze e 2 elicotteri. Lo stesso SUEM di Treviso è interessato, sta intervenendo, quindi si parla di un incidente particolarmente grave. Chiaramente vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso di queste edizioni. E noi proseguiamo con la cronaca, con i genitori di quella piccola di 18 mesi che è morta nei giorni scorsi al Lido di Venezia dopo aver ingerito un tappo. Ai microfoni di Ilaria Marchiori questi 2 giovani genitori chiedono verità. Ci siamo svegliati questa mattina dopo 3 giorni che praticamente non dormiamo.
e stiamo cercando un po' di racimolare i pezzi di quello che resta di noi per poi insomma cercare di capire cosa fare e cosa non fare. Non si danno pace Ivan Friselli ed Emily Massarotto, i genitori della piccola Elettra che ha perso la vita dopo aver ingerito un tappo in plastica mentre era a casa insieme a loro al Lido di Venezia. Aveva 18 mesi. Tanti dubbi della coppia, che si chiede se nella catena dei soccorsi qualcosa non abbia funzionato e vuole andare fino in fondo per chiarire ogni dubbio sulla vicenda. Elettra infatti è stata portata prima al monoblocco del pronto soccorso del Lido, dove è stato poi chiamato l'elisoccorso da Treviso, che una volta atterrato con dei paramedici a bordo non è ripartito per un guasto al motore. Quindi si è reso necessario l'intervento di un secondo elicottero, questa volta da Padova, dove la bimba poi si è spenta. La sua morte, dice il papà, non deve essere vana. Hanno aspettato che arrivasse il medico da Treviso per toglierlo e il medico da Treviso non l'ha tolto subito. Sarebbe passata circa un'ora secondo quanto riferito dai genitori, mentre Elettra lottava con tutte le sue forze. Perché non l'hanno tolto subito, si chiede la coppia, a cui è stato anche detto che al Lido non c'è l'apparecchio per vedere dove fosse l'ostruzione. Ci hanno detto che c'è un macchinario per vedere le ostruzioni di questo tipo, che però al monoblocco loro non ce l'avevano e non avevano la possibilità di fare una tracheotomia, aprire e togliere il tappo, perché appunto non avevano questo macchinario per vedere dov'era l'ostruzione e non potevano ovviamente tagliare a casa. Bastava ci fosse un medico competente e il macchinario lì. In un secondo vedevano subito dov'era. Il dubbio della famiglia è uno: quel macchinario in dotazione all'ospedale poteva salvare la loro bambina? In un'isola come quella in cui vivo io, che è il Lido di Venezia, non ci sia un pronto soccorso con un medico caparbio e che non ci sia una struttura minima per garantire il servizio a queste 20.000 persone, che sono quasi tutte famiglie con bambini, che ci sia un minimo di sicurezza, se qualcuno, insomma, che la morte di mia figlia non sia vana. Ecco. Non è possibile che io sono arrivato al pronto soccorso, che c'era la sbarra chiusa, non potevo neanche entrare con la macchina, sono dovuto saltare dentro al marciapiede con la macchina. Sono entrato, non c'era nessuno, ho dovuto urlare perché venissero fuori. La gente deve sapere che se si mette male e vive al Lido praticamente è condannato a morte certa, perché non è possibile. Non c'è niente qui per un primo intervento reale. Vi ho dato prima la notizia di questo gravissimo incidente sul lavoro a Galliera Veneta, adesso la notizia viene battuta anche dal Mattino di Padova, non so se possiamo inquadrare l'home page del quotidiano. Incidente sul lavoro a Galliera Veneta, 4 persone bloccate in una cisterna, questo appunto lo ribadisco in via Galilei, sul posto stanno confluendo le ambulanze e gli elisoccorso del SUEM 118, compreso quello di Treviso. Andiamo adesso sulle strade del Veneto, del veneziano in particolare. Incidente stradale questa mattina verso le 9 lungo la Romea a Chioggia. Un'auto e un pick-up si sono scontrati con violenza, con il primo mezzo finito fuori strada nel fossato. 2 le persone ferite, sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza e liberare una delle persone coinvolte, rimasta incastrata nell'abitacolo. Poi il personale sanitario li ha portati all'ospedale. Poche ore dopo ad Ese un'auto è finita fuori strada, la conducente ha perso il controllo in via Lito Marino. I vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza la macchina con impianto a gas, hanno estratto la donna dall'abitacolo per affidarla alle cure del personale del 118. E questo mentre Campolongo Maggiore piange la morte di Daniele Coccato. Aveva una grande passione per la Vespa, tanto che frequentava sia il club di Milano che quello di Roncaiette, il cui presidente ha annunciato che gli iscritti parteciperanno al suo funerale con le Vespe. Campolongo Maggiore e non solo piange l'improvvisa scomparsa di Daniele Coccato, la cui vita è stata spezzata da appena 20 anni sabato sera all'altezza dell'ufficio postale di via Villa a Boillon. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane ha perso il controllo della sua Vespa, finendo fuori strada prima contro un palo dell'illuminazione pubblica, poi contro una ringhiera. L'allarme di chi era presente è stato immediato, ma all'arrivo dei sanitari non c'era già più nulla da fare. Daniele, che lavorava nell'azienda di famiglia nella zona industriale di Fossò, lascia i genitori e 2 fratelli più piccoli. I funerali saranno celebrati giovedì alle 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta.
Un controsoffitto affrescato del Settecento del Liceo Tommaseo di Venezia ha ceduto in un'aula del primo piano. Queste le immagini. In quel momento non erano presenti fortunatamente studenti e docenti perché preventivamente allontanati e trasferiti in un'altra aula per proseguire le lezioni. Alcuni anni fa la scuola era già stata oggetto di verifica statica e del restauro di alcuni controsoffitti già malorati. I tecnici della città metropolitana di Venezia sono intervenuti per verificare la presenza di altre criticità. Con il dirigente scolastico sono state determinate le aule a disposizione per le lezioni di domani. Si è tolto la vita in carcere il 31enne rumeno che lo scorso febbraio, in preda ai fumi dell'alcol, lo ricorderete, aveva accoltellato il titolare bengalese di un bar in Corso del Popolo a Mestre. A 2 mesi dal suo arresto per tentato omicidio, il 31enne di origine rumena che lo scorso aprile è stato arrestato per l'accoltellamento del barista bengalese avvenuto il 26 febbraio in Corso del Popolo a Mestre, si è tolto la vita nel carcere di Santa Maria Maggiore dove era detenuto. Ha approfittato del momento in cui i compagni di cella non c'erano. Il gesto ha scosso la casa di reclusione e gli operatori, anche perché i suicidi all'interno del carcere sono un'emergenza su cui la direzione sta lavorando già da qualche tempo. Nel 2023 infatti altre 3 persone si sono tolte la vita nel carcere di Santa Maria Maggiore. Scossi anche i 2 legali del 31enne. Per noi, hanno commentato, è stato un gesto inaspettato. Era stato fissato il giudizio immediato, continuano. Avevamo raggiunto un accordo con la procura per il patteggiamento e stavamo preparando l'istanza di scarcerazione. Residente a Mestre da anni, il 31enne lascia la compagna e 3 figli. Allora, la nostra Vanessa Banzato con Alessandro Costacurta si sta dirigendo a Galliera Veneta per capire cosa sia successo nel tardo pomeriggio. Parliamo di un incidente sul lavoro, lo riporta anche il Mattino di Padova al momento. Parliamo di un incidente sul lavoro, coinvolti sarebbero 4 lavoratori che si troverebbero all'interno di questa cisterna. Non sappiamo al momento le condizioni di questi uomini. È successo in via Galilei. Parliamo di una ditta di cisterne. Sono sul posto i vigili del fuoco, ovviamente gli uomini del SUEM 118, i carabinieri e lo Spisal. Per il momento è tutto. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.